E rimaniamo a Vittorio Veneto. Come vedete alle mie spalle c'è il Museo Diocesano di Arte Sacra, che in questo periodo sta ospitando una mostra che sta avendo un grande successo. Siamo già arrivati a più di 1000 visitatori. La mostra si intitola Icone ed è dell'iconografa Nicla Fadelli De Polo. Noi vi portiamo a visitarla e ci aiuterà la responsabile dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Vittorio Veneto. Le icone di Nicla Fadelli De Polo, esposte al Museo di Arte Sacra Albino Luciani di Vittorio Veneto dallo scorso 18 settembre, rimarranno esposte fino a domenica 30 gennaio, una proroga di quasi un mese decisa dalla Diocesi dopo il grande interesse che si è creato intorno a questa speciale mostra. Un'esposizione concepita soprattutto come riflessione teologica sui principali eventi della storia sacra o della vita dei santi. L'aspetto più interessante dell'opera di Nicla Fadelli De Polo è sicuramente costituito dalle icone scritte ex novo, dove si denota la professionalità dell'iconografa, ma anche il suo intenso percorso spirituale e teologico. A guidarci attraverso questa suggestiva esposizione sarà Cristina Falsarella, la responsabile dell'Ufficio di Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Vittorio Veneto. Cristina, allora intanto spieghiamo le motivazioni e anche gli obiettivi dell'ospitare questa mostra. Allora, ci troviamo all'interno del Museo Diocesano Albino Luciani, dove ci sono molte opere d'arte sacra che provengono dalle nostre parrocchie, dunque è un luogo della memoria, dove si può fare anche catechesi, anzi il primo obiettivo è la conservazione, proprio per arrivare alla valorizzazione che per noi è proprio la catechesi. E quindi è il luogo deputato anche per raccogliere estemporaneamente dei materiali che ci servono proprio per questo obiettivo. La mostra di Nicla per noi è preziosa in questo senso, perché ci permette di fare catechesi. Nicla Fadelli De Polo è una nostra iconografa che ha iniziato a scrivere icone 30 anni fa per una vicenda personale, e quindi la sua vita ha preso questo indirizzo inaspettato che l'ha portata a scrivere icone da 30 anni, personalmente, per un percorso personale, però anche in termini caritatevoli, di carità. Cosa intendo? Il fatto che molte delle icone che lei scrive da molto tempo sono legate proprio alla storia, al cammino di questa diocesi. Quindi lei è legata ai vescovi e a quelle che sono le istanze della sua Chiesa. Molte delle icone che vediamo, soprattutto in una delle due sale che ospitano la mostra, sono legate proprio a momenti importanti. Primo fra tutti, ad esempio, il 1987, l'arrivo in diocesi di Giovanni Paolo II, quindi in quel momento lei, che scrive molto spesso icone da modelli tradizionali come tutti gli iconografi, in realtà ha scritto un'icona ex novo che per noi è un fondamento, come anche la Dormitio Virginis, che invece è un modello tradizionale ma che ha inserita all'interno dei personaggi una coppia importante di personaggi legati alla nostra storia, che sono Sant'Iziano, il nostro fondatore, e Papa Luciani. La mostra è un percorso di catechesi, dicevo, perché le icone sono una presenza divina e in quanto tale sono uno spunto fondamentale per ripercorrere tutti quelli che sono i fondamenti della nostra fede. Quindi se veniamo presi dalla bellezza dell'oro, dei colori che Nicla ci propone, in realtà dobbiamo sempre considerarli in termini sacri. E quindi ogni cosa, compresi i colori, ripeto, le forme, la posizione dei personaggi, ha una valenza teologica profonda. Il lavoro stesso che Nicla fa, quindi il lavoro fisico, la fatica che fa nel costruire l'icona, peraltro è una bravissima iconografa, ha una mano felicissima, le sue icone sono ormai rinomate per la bellezza, sono sempre una forma da considerare una forma di preghiera.
Cristina, la mostra è divisa in due principali sezioni, quindi il visitatore che cosa si trova di fronte? Allora, la sezione che stiamo percorrendo in questo momento è, l'abbiamo definita una nicchia di preghiera, dove il visitatore può meditare su alcuni aspetti importanti appunto della nostra fede, a partire dal volto di Dio. Abbiamo il crocifisso dell'Addolorata che ha particolarmente importanza nel percorso, nel cammino di Nicla Fadelli De Polo, l'iconografa. Poi c'è la sezione molto, molto bella, molto interessante della Madre di Dio, la Deesis, che ci ricorda un po' quella che è anche la composizione sulle iconostasi delle chiese ortodosse. Abbiamo poi il ciclo pasquale, le 12 feste e i santi, quindi abbiamo proprio tutto quello che serve in qualche modo per meditare, soprattutto in questo periodo natalizio, i temi della nostra fede. Ecco Cristina, qualche particolarità che troviamo in questa sezione? Nella sezione legata alla Madre di Dio troviamo la Eleusa della tenerezza, la Madre della tenerezza, o detta anche Vladimirskaya, che Nicla ha scritto pensando alla sua cattedrale. È un'icona preziosissima in termini teologici, ma anche in termini costruttivi, perché vedete che Nicla ha addirittura impreziosito la superficie utilizzando delle perle autentiche. E io credo sia uno dei fulcri proprio di questo ambito, di questa nicchia di preghiera, che appunto probabilmente un giorno andrà nella nostra cattedrale. Un'altra icona sicuramente significativa è la Santissima Trinità, Cristina. Sì, la Santissima Trinità che Nicla ha scritto più volte, e questa è una delle più interessanti, che lei ha voluto in qualche modo semplificare nella composizione perché sia proprio più leggibile e più chiaro il messaggio teologico. Naturalmente è presa da un modello famosissimo che è quello scritto da Rubliov. Ricorda la Genesi 18 in cui il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, e quindi ci sono questi tre personaggi che sono il fondamento appunto della nostra fede, considerando che si tratta appunto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci siamo spostati in un altro angolo prezioso di questa mostra. Sì, ci siamo spostati nell'ambito dedicato alle 12 feste. Le 12 feste intorno alle quali ruota l'anno liturgico, e abbiamo esposte le 12 principali, come anche questa bellissima icona ex novo che Nicla ha scritto sul tema della deposizione. L'abbiamo voluta lasciare da sola rispetto alle altre 12 che invece canoniche stanno tutte insieme, proprio per dimostrare la bellezza anche di queste progettazioni teologiche che lei riesce a produrre. Cristina, dicevi bene che Nicla, che tra l'altro avremmo voluto avere qui, ma dopo le tante anche spiegazioni fatte didatticamente e a livello anche di fede con le persone che sono venute a visitare, appunto non sta molto bene oggi, quindi la salutiamo anche e le auguriamo anche una prontissima guarigione, perché è indispensabile la sua presenza. Ha raccontato la vita appunto della sua diocesi, della sua chiesa. Alcuni momenti li hai già illustrati, qualche altro momento che vediamo tra l'altro proprio in questa sala? Sì, è importantissima l'icona di San Tiziano, che peraltro si trova
Va riprodotta quasi in tutte le chiese del nostro territorio, perché Sant'Iziano è il nostro santo patrono, come dire, la fiamma che che conduce, in qualche modo ci conduce nel cammino di fede all'interno di questa realtà diocesana, e quindi questa bellissima icona che ha come sorella un'altra icona che qui non è presente, che ci mostra anche le storie della vita di Sant'Iziano. Quindi un tema che lei ha iterato, come anche la bellissima icona di San Venanzio, che è una produzione recente, e quest'altro santo importante, probabilmente contemporaneo a Sant'Iziano, che è nata proprio per volontà di Monsignor Rino Becchevolo, che è il direttore di questo museo. Quindi vedete, c'è anche relazione tra questo scrigno che è il museo e l'operazione, l'attività di Nicla, appunto in termini di produzione di icone, perché proprio in quel momento nasceva un volume curato appunto da Don Rino Becchevolo su questa figura emblematica di santo vescovo di Poitiers. Come anche c'è la prima icona che ci illustra quanto poi Nicla ha fatto in dimensioni maggiori e anche con una composizione più nutrita circa la Sacra Famiglia, che si trova oggi esposta nella Cappella delle Concelebrazioni in Castello Vescovile, dentro la casa di spiritualità San Martino. Ecco Cristina, ci racconti anche l'icona che abbiamo alle nostre spalle. Sì, ecco, Nicla è per noi una ricchezza, dicevo, e è bellissimo andare a trovarla e sentire anche raccontata la genesi di queste icone. Lavora in modo alacre e una delle ultime cose che ha prodotto è proprio l'icona che abbiamo alle spalle, l'Apocalisse, che è nata non da istanze esterne, ma proprio da un'esigenza sua, personale, in quanto da molto tempo aveva in serbo di riflettere su questo tema, ha naturalmente indagato in termini teologici la questione, studiando dei commenti e poi rileggendo autonomamente il libro dell'Apocalisse e creando ex novo, completamente ex novo, questo progetto ambizioso di 200 personaggi che ci riassumono in termini molto dettagliati e precisi tutto il libro che conosciamo. La mostra è aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 e sarà visitabile fino al 30 gennaio.